E questa, la contaminazione della catena alimentare è avvenuta anche in Veneto. Vedete, questo si tratta del primo studio sugli alimenti fatto dalla regione, che è stato tenuto nei cassetti per tanto tempo e poi è stato, diciamo, pubblicizzato in seguito all'azione di un consigliere regionale che fece gli accessi agli atti per farsi contenere o farsi, diciamo, consegnare i risultati degli esami. Vedete che questa, per esempio, in alcuni, per fortuna diciamo, soltanto per fortuna, nel 10-15% dei campioni esaminati c'era la presenza di PFAS in alte concentrazioni. E la più alta concentrazione era stata riscontrata all'epoca in un pesce pescato attorno a Creazzo, dove c'erano Creazzo, appunto un paesino vicino a Vicenza, dove furono trovati fino a 57,4 microgrammi per chilo di PFOS. PFOS è praticamente la molecola che è stata per prima bandita ed è considerata fra le più pericolose. Per farla breve, significa che mangiare un etto di questo pesce, quindi 5740 nanogrammi, potrebbe bastare a saturare la cosiddetta dose tollerata per un bambino di 10 anni anche per 4 o 5 mesi, secondo i valori recentemente aggiornati dall'EFSA. Vedete che anche la molecola di cui probabilmente si parlerà a lungo, il cosiddetto PFBA, può essere accumulata. Questo, come dire, viene a negare tutte le affermazioni fatte soprattutto dalle aziende che l'hanno prodotto o dai ricercatori compiacenti per il fatto che questo PFBA, essendo a corta catena, non si accumuli perché viene eliminato rapidamente. Queste sono delle foglie di insalata, quindi coltivate a Sarego, dove furono trovate fino a 6,6 microgrammi per chilo di peso corporeo, per chilo di insalata. E anche nelle biete sempre coltivata a Sarego, come Sarego è uno dei comuni più contaminati della zona rossa.